Tra le nuove zone rosse istituite dal presidente della regione Nello Musumeci riguardanti la nostra provincia c'è il comune di Cattolica Eraclea, dove la stessa però è stata prorogata fino al prossimo 28 aprile. Non si tratta quindi di una nuova restrizione. C'è anche la proroga per l'isola di Lampedusa e Linosa. Al momento nella nostra provincia sono 6 le zone rosse in essere, oltre a quella di Cattolica Eraclea. I comuni interessati sono quelli di Canicattì, Favara, Montallegro, Palma di Montechiaro, Lampedusa e Linosa. In totale sono ben 56 le zone rosse in Sicilia, che stanno interessando anche comuni popolosi, oltre ovviamente alla più importante per contagi come Palermo e Catania. L'ultimo dato relativamente ai contaminati da Covid-19 danno infatti in Sicilia 1.412 contagi su 34.077 tamponi effettuati, con un'incidenza del 4,1%. Al momento la Sicilia è quinta per numero di contagi in Italia e i deceduti nelle ultime ore sono stati 23 per un totale complessivo di ben 5.241. Così i dati nelle altre province siciliane. Palermo resta in testa con 460 nuovi casi, a seguire Catania con 339, Messina 96, Siracusa 97, Trapani 22, Ragusa in aumento a 142, Caltanissetta a 106, dove è stata anche istituita la zona rossa nel comune di Gela a partire da domani, sabato. Enna 20 e Agrigento 125 nuovi casi. Intanto sono arrivati in Sicilia i vaccini Johnson & Johnson, in totale sono 14.750 che sono stati consegnati nelle farmacie ospedaliere. Ad Agrigento ne sono stati assegnati 1.300. Intanto ieri pomeriggio, primo giorno del nuovo Open Week voluto dal presidente Musumeci, anticipato alla giornata di giovedì rispetto alla volta scorsa. Non è andata bene dal punto di vista organizzativo. Al Lab del Villaggio Mosè e al Palacongressi l'afflusso di gente è stato notevole. Moltissime le lamentele raccolte, dove le persone hanno dovuto aspettare a lungo in attesa della propria dose, con file dove assolutamente non veniva effettuato il distanziamento e senza creare i dovuti accorgimenti e le divisioni tra i vaccinati prenotati e quelli liberi che hanno aderito all'appello di Musumeci. Si spera quindi che oggi l'ASP di Agrigento per domani e domenica possa attrezzarsi al meglio, creando il distanziamento necessario e che vengano rispettate le norme con delle file apposite. Intanto, in merito alla proroga della zona rossa al comune di Cattolica Eraclea, abbiamo sentito il sindaco Santo Borsellino. È stata prorogata per altri 6 giorni perché i numeri dei contagi in base alla nostra comunità, agli abitanti, sono un po' elevati, però ad oggi possiamo dire che i contagiati sono circoscritti, la gente sta rispondendo bene e sperando che tra alcuni giorni entriamo nella normalità. In merito ai vaccini, qual è la situazione lì a Cattolica Eraclea? Per i vaccini si stanno vaccinando gli ultraottantenni, siamo nelle mani dell'ASP, della regione, dello Stato, cioè quando aprono i battenti e le persone cercano di vaccinarsi perché c'è una voglia di vaccinarsi per tutelarci da questo maledetto coronavirus. Ci sono dei punti mobili lì a Cattolica o siete costretti a recarvi presso le varie sedi, non so, Agrigento, Sciacca, Ribera? Si collocano a Ribera, a Bivona e ad Agrigento, non abbiamo punti di vaccinazione fatti bene a Cattolica. Magari si potrebbe approntare un pulmino, un mezzo mobile per aiutarvi in questo senso? Ma noi, la gente sta rispondendo, va a Ribera, tutto il problema dei vaccini, che ha patologia vulnerabile, cose si prenotano, i tempi ci sono, ma se c'è bisogno noi come amministrazione siamo a disposizione della nostra comunità.